tutti, diamo inizio a questo incontro di Venerdì Storia. Prima di presentarvi il nostro ospite, alcune informazioni di servizio. Avete visto che la rassegna si svolge per alcuni incontri qui in biblioteca, per altri invece nella sede del museo, in sala Chilesotti. Venerdì prossimo l'incontro sarà in sala Chilesotti, torneremo qui invece quello successivo, e avete il programma sulla sedia. Il venerdì 20 ottobre, da quel giorno in poi, tutti gli incontri saranno in Chilesotti. Quindi fate attenzione, lo comunichiamo anche attraverso i social, nella newsletter, però anche nel depliant che avete sulle sedie l'abbiamo corretto. Si è liberata la sala Chilesotti, è più agevole per noi, non dobbiamo liberare questa sala e far uscire i lettori, gli studenti, eccetera. Quindi quando possiamo preferiamo andare in sala Chilesotti con l'accesso dalla piazza Garibaldi. Allora, stasera l'incontro si intitola La Cina contemporanea dalla fine dell'impero a oggi, e abbiamo ospite un professore che insomma ha scritto molto ed è molto conosciuto. Ha insegnato, il professor Guido Samarani, è stato professore di storia e istituzioni dell'Asia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dove adesso è ricercatore senior. Ha pubblicato molto sulla Cina, tra i suoi libri La Cina di Mao, l'Italia e l'Europa negli anni della guerra fredda, La Cina contemporanea dalla fine dell'impero ad oggi, che è questo volume e sarà l'argomento di cui il professore parlerà. È un volume disponibile per il prestito, purtroppo in commercio non è facile recuperarlo nonostante sia uscito nell'ultima edizione nel 2017, quindi è piuttosto recente. E l'ultima pubblicazione che trovate sul tavolo all'ingresso, ed è possibile anche acquistarla, si intitola La Cina rossa, storia del Partito Comunista Cinese, uscito per La Terza. Io non ruberei altro tempo al professore, che è disponibile anche nella seconda parte dell'incontro a rispondere ad eventuali domande, e quindi darei inizio all'incontro. Grazie. Grazie, vi ringrazio molto per l'invito a lei. Anche un caro saluto al mio amico Andrea Meneghini, che ha fatto un po' da ponte, diciamo così, per questa iniziativa. Ora, cioè è chiaro che quello di cui bisogna parlare, e ovviamente il tempo è un po' strettino, quindi dovrò un po' semplificare molto e lasciare magari eventualmente di completare un po' le domande. È un periodo di più di un secolo, perché... Ah, scusa, sì, mi sentite meglio? Scusate, sì, mi hanno detto di tenere di poco più di un secolo, perché la Cina finisce di essere un impero millenario, straordinario per certi aspetti, forse unico per altri aspetti, perché nasce nel III secolo a.C. e finisce nel 1911, quindi ha dei punti di contatto e di similitudine con altri imperi. Noi siamo poi in Italia, quindi di imperi ce ne intendiamo insomma abbastanza per certi aspetti, ma la straordinarietà di questo impero è la durata. Quale altro impero, io non mi viene in mente quale altro impero è durato dal III secolo a.C. in modo continuo fino al 1911. Quindi abbiamo questo percorso centrale dal 1912, che è l'11 finisce l'impero, nel 1912 nasce la prima volta la Repubblica di Cina, che non è l'attuale Repubblica Popolare, è un'altra cosa, e dobbiamo andare indicativamente fino ad oggi, fino al 2023, insomma, eccetera. Ecco. Direi che io così darei qualche data che probabilmente voi sapete bene, ma insomma ve la ricordo, perché... E poi mi soffermerei su alcuni temi che non sono esaustivi di tutto quanto, ma che possono essere indicativi di che cosa è stato questo secolo o poco più, insomma. Dunque, una breve cronologia storica. 1912 appunto nascita della Repubblica di Cina, 1916-17 la Cina entra nella prima guerra mondiale a fianco degli Stati Uniti e dei paesi. I cinesi non mandano truppe in guerra, ma mandano quelli che vengono chiamati i coolies, cioè i lavoratori, no? Quelli che vanno in Europa, soprattutto su iniziativa del governo britannico e di quello francese, per sostituire la manodopera
maschile italiana, europea, impegnata al fronte, insomma, eccetera. Nel 1919 il trattato che pone fine alla seconda guerra mondiale di Versailles, in cui la Cina spera, avendo mandato tutti questi decine di migliaia di lavoratori, di avere indietro alcuni pezzi di territorio, insomma, pezzi di territorio che erano stati colonizzati dalla metà dell'Ottocento dalla Gran Bretagna, che era la maggiore potenza, Francia, Germania, e l'Italia dal 1901 abbiamo avuto questa concessione a Tianjin nel nord della Cina, insomma, eccetera. Comunque spera di ottenere indietro qualche pezzo di territorio, ma viene delusa perché diciamo così, il patto tra Stati Uniti e potenze europee da una parte e diciamo, la potenza emergente del periodo, il Giappone è quello di accontentare il Giappone ai fini degli equilibri internazionali. Poi dopo il 1919 si apre un fattore che è stato dominante in Cina perfino il 1949, la guerra. Cioè dal 19 al 49 per 30 anni, circa 30 anni, il fattore guerra è stato il fattore dominante in Cina. Poi questo non vuol dire che non ci sono stati altri fattori, ma questo è stato quello. Ci sono stati sicuramente altri, però vorrei sottolineare questo, il fattore guerra, perché questo è un elemento importante della storia della memoria contemporanea cinese. Cioè ciò che è stato il dramma, le vittime, pensiamo nel 1937 al massacro di Nanchino, di cui ci sono varie stime, ma stiamo parlando di milioni e milioni di morti, secondo le stime cinesi, meno secondo altre, uccisi dai giapponesi, in gran parte civili, anche militari, tutti i disastri che quel paese ha subito, il popolo cinese ha subito durante questi decenni di guerra, insomma, praticamente. Quali guerre? Guerre di ogni tipo, guerre tra potere centrale e poteri locali, regioni, militaristi, eccetera, guerre politico-ideologiche, militari, diciamo, di respiro più ampio, e in particolare le guerre civili tra i nazionalisti guidati da Chiang Kai-shek e i comunisti che a un certo punto sono guidati, ma solo dagli anni 30, da una serie di leader, e poi dagli anni 30 agli anni 40 da Mao Zedong, sono i due grandi protagonisti del periodo, insomma. Queste guerre sono un'altra. Poi un'altra guerra molto importante, fondamentale, è quella che i cinesi chiamano di resistenza all'aggressione giapponese, la loro resistenza, diciamo così, 1937-1945. 8 anni di guerra, non ininterrotta, però molto molto pesante, con distruzioni enormi e grandi perdite di vite da parte soprattutto della popolazione cinese, oltre che dei combattenti cinesi, insomma. Quindi, e poi l'ultimo pezzo di guerra civile del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, dopo che nel 1945 è stato sconfitto il Giappone, c'è la resa giapponese, il 46-49, gli ultimi 3 anni, ancora comunisti e nazionalisti che combattono la guerra civile per il successo finale. Nel 1949 accade qualche cosa che nessuno aveva previsto, non gli americani che sostenevano Chiang Kai-shek, né i sovietici che sostenevano i comunisti cinesi per ovvie ragioni, cioè i comunisti cinesi vincono la guerra civile. Questa era una cosa che diciamo prende di sorpresa tutto il mondo, insomma, e una delle narrative principali per anni dopo la vittoria comunista cinese del 49 da parte degli Stati Uniti è "Why we lose China?", perché? Come mai abbiamo perso la Cina? Questo è stato uno degli elementi importanti e fondamentali nella narrativa storiografico-politica americana dopo il 1949. Quindi la vittoria. Quindi con il 1949 lo possiamo considerare una chiara cesura storica, ovviamente. Cambia il panorama.
cambia per vari aspetti il panorama della Cina, insomma, ecco. E il 1° ottobre del 49 è una data storica perché viene fondata la Repubblica Popolare Cinese, cioè la Cina guidata da Mao e dal Partito Comunista Cinese. La stessa Cina profondamente cambiata e trasformata in questi decenni che è oggi, che noi chiamiamo per consuetudine Cina, ma in realtà è la Repubblica Popolare Cinese, insomma. E il periodo della Repubblica Popolare Cinese dopo il 1949 lo possiamo dividere in 2 grandi periodi sostanzialmente, insomma. Il primo è dal 49 al 76 e viene in genere chiamato e definito il periodo maoista di Mao, perché Mao Zedong è il leader politico, ideologico, militare incontrastata, viene chiamato il presidente Mao o il grande timoniere per indicare, è il leader incontrastato del partito, dello Stato e il punto di riferimento attraverso il cosiddetto pensiero di Mao Zedong, una serie di elementi, di elementi fondamentali politico-ideologici per il partito, il paese e per tutto il popolo cinese, insomma, eccetera. Nel 1949 e 1976. E poi dopo la morte di Mao nel 1976 si apre un'altra fase, anche questa con tutta una serie di sottofasi ovviamente molto complicate, molto articolate, insomma, eccetera, che viene chiamato così per semplificare il periodo post-maoista o dopo maoista, insomma, eccetera, e che è durato sostanzialmente fino ad oggi, no? E sappiamo che ci sono state varie personalità. La personalità centrale dopo il 1976 per guidare il percorso post-maoista è stato un altro grande leader, io credo, Deng Xiaoping, che conosciamo tutti, insomma quasi tutti, insomma, eccetera, che ha guidato il paese praticamente dalla fine degli anni 70 per circa 20 anni. Deng Xiaoping è morto nel 1997, quindi sostanzialmente sono dal 77 al 78 fino al 97, e ha introdotto quello che noi conosciamo un po' come il periodo delle riforme e della modernizzazione e dell'apertura al mondo esterno, insomma. Cioè, semplificando, diciamo che è stato il problema che era stato abbastanza trascurato sostanzialmente nel periodo maoista diciamo, del soddisfacimento dei bisogni materiali della popolazione, non per cattiveria, ma perché il modello sovietico imponeva e chiedeva di mettere soldi nel settore dell'industria pesante e quindi e non nell'industria dei beni di consumo, eccetera. Quindi lo sforzo dello Stato fu in gran parte durante il periodo di Mao quello di costruire una Cina moderna, diciamo una base industriale e anche militare in parte, insomma. Quindi praticamente dopo questo periodo, dopo il 1978-79 con Deng Xiaoping l'elemento principale diventa lo sviluppo. La parola sviluppo economico diventa un fattore fondamentale con la crescita della Cina che abbiamo visto diventare in pochi decenni, insomma, praticamente una grande potenza. Nel 2010 è diventata la seconda economia mondiale per prodotto interno lordo, insomma, ha acquisito ovviamente un ruolo regionale, globale, sempre più avanzato, crescente. Poi bisognerebbe fare una riflessione su questi ultimi anni che sono un po' più complicati da questo punto di vista, ma diciamo il trend complessivo dalla fine degli anni 70 ad oggi, salvo questi ultimi anni un po' complicati e complessi, ma è stato quello di una crescita che ha, bisogna dire, beneficiato il paese, ha beneficiato il partito che ha consolidato il proprio potere sulla base del successo economico e ha beneficiato anche ampi settori, non tutti, del popolo cinese. Ad esempio i livelli di povertà sono sicuramente caduti, crollati molto, molto consistentemente. Questo non vuol dire che non esistano settori di povertà in Cina o settori più arretrati, ma parecchie cose sono state fatte da questo punto di vista. Quindi è un pochettino questi diciamo i tre periodi che io quindi dedicherò alcune parole per alcuni di questi periodi brevemente, magari mi concentrerò un po' di più sugli ultimi, così tanto per cosa. Ora il periodo 21-1949
Io credo che lì ci sono una serie di fattori da ricordare. Ho ricordato il fattore guerra, l'altro è il periodo dopo il 1919, 20 e 21 della nascita dei partiti politici moderni in Cina, che prima non c'erano. Le organizzazioni, diciamo, sociali di massa erano le società segrete praticamente, e i clan familiari, eccetera. Ma dal 20-21, in quel periodo dopo la prima guerra mondiale, nascono i partiti politici moderni. Quindi in quel periodo è esistito un parziale pluralismo, relativo pluralismo politico-partitico in Cina. Diciamo un bipolarismo in un certo senso, nel senso che, salvo alcuni casi particolari o marginali, due sono stati i partiti politici che hanno dettato l'agenda politico-militare, ideologica, sociale ed economica dal 21 al 19, al 49. Uno, il Partito Comunista Cinese, che nasce nel 1921, l'altro il Partito Nazionalista Cinese, che nasce in quegli anni e in cui il fondatore è quello che anche in Cina, nella Cina comunista, oggi nella Cina socialista, è considerato un grande Sun Yat-sen, cioè il padre della patria, il padre della Repubblica, insomma. Di un personaggio, diciamo, non comunista sicuramente, assolutamente no, ma che però è considerato dai cinesi, dai comunisti cinesi, come appunto un padre della patria, un punto di riferimento sostanziale dal punto di vista storico. Ora, in questo trentennio 1949, quindi il secondo elemento è la nascita e lo sviluppo dei partiti moderni. Il terzo elemento che sottolineerei è l'incontro, l'incrocio e anche il conflitto per certi aspetti tra pensiero cinese e pensiero occidentale. Cioè, se noi andiamo a vedere dalla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, appunto in questa fase, arrivano in Cina le prime traduzioni di testi del pensiero politico, sociale e economico cinese. Cito Huxley per fare un esempio, Malthus, la teoria sulla popolazione, insomma, ecco, Adam Smith, la ricchezza delle nazioni, sono tutta una serie di testi che teniamo conto che la conoscenza del cinese, dell'inglese o del tedesco, eccetera, era molto rara in quel periodo, insomma, in questo periodo. Quindi e ancora non c'era questo legame ideologico, culturale, intellettuale che poi si svilupperà dopo la prima guerra mondiale tra la Cina e soprattutto i comunisti cinesi e l'Unione Sovietica, insomma, che stabiliva un contatto, dei contatti. Quindi diciamo, il tramite principale della traduzione di testi inglesi, francesi, tedeschi, insomma europei, chiamiamoli così, statunitensi ovviamente, in cinese sono i giapponesi. Quindi molte opere vengono tradotte prima in lingua giapponese e poi rese in cinese. In che modo? Perché? Beh, innanzitutto, qui non si vede, sì, in Giappone qui non si vede, comunque il Giappone è relativamente vicino, quindi, e sappiamo che alla fine 800 e il primo decennio del Novecento circa 12.000 studenti cinesi vanno a studiare in Giappone. Cioè un periodo in cui, diciamo, il tardo impero e la prima repubblica aprono le porte con incentivi nazionali e anche regionali per lo studio all'estero degli studenti cinesi. Ovviamente vanno un po' dappertutto, ce ne sono che vanno in Europa, in Germania, insomma, però il grosso, per ragioni di vicinanza e di costi, ovviamente, vanno in Giappone. Lì in Giappone si iscrivono alle facoltà, agli studi, scienze politiche, storia, lingua giapponese, ma anche parecchie alle accademie militari giapponesi che erano molto avanzate in quel periodo, insomma, molto di alto livello, insomma, eccetera. E lì imparano, vengono a contatto con tutta una serie di elementi del pensiero politico giapponese, con le traduzioni, come dicevo, giapponesi di molte opere europee e occidentali. Una parte importante della classe dirigente cinese repubblicana del 1949 si forma in Giappone. Non tutti sicuramente, ma molti sono stati in periodi più o meno lunghi in Giappone. Questo dà l'idea dell'influenza molto profonda da vari punti di vista che il Giappone ha avuto in quella parte
dico in quel periodo perché poi il Giappone è diventato il grande nemico, insomma, dopo pochi decenni, insomma, sulla Cina e sui giovani cinesi e sul futuro della leadership politica nazionale cinese, insomma. Un altro elemento che aggiungerei a questo periodo è, io lo chiamerei la scoperta dei contadini, cioè la scoperta... Non si sente? Metto più vicino? Scusate, perché muovendomi magari involontariamente, la scoperta dei contadini. Ecco, questo mi sembra un elemento. Perché dico la scoperta dei contadini? Ma perché è che ovviamente è una scoperta nazionale, cinese, insomma, ma è una scoperta soprattutto dei comunisti cinesi, perché i comunisti cinesi vogliono fare la rivoluzione. E qual è il modello della rivoluzione e della conquista del potere che hanno davanti? La Russia bolscevica, i bolscevichi, insomma, eccetera. Quindi la Russia è un paese sicuramente molto più industrializzato, molto meno rurale, pur essendo rurale rispetto a quello che è la Cina del periodo, insomma, eccetera. Quindi il modello iniziale è quello della classe operaia, il nucleo operai su cui basare la rivoluzione sociale e politica. Però c'era un problema, che gli operai erano pochi in Cina, erano dei nuclei molto ristretti e molto, come dire, sparsi, poco concentrati e poco diffusi, insomma, eccetera. L'attenzione verso i contadini nasce dopo, alla fine degli anni '20, quindi circa 10 anni, 6-7 anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e nasce sostanzialmente, ovviamente viene attribuito questo ruolo a Mao Zedong, ed è vero. Lui non è il primo, Mao non è il primo a scoprire i contadini, ma è sicuramente quello a dare al ruolo delle masse contadine. Qui stiamo parlando del 90% della popolazione cinese, quindi non è che stiamo parlando di una minoranza o di una maggioranza, stiamo parlando del 90% negli anni 20 e 30 della popolazione cinese, di attribuire ai contadini un ruolo fondamentale, chiave nel processo rivoluzionario cinese e nel processo di preparazione alla conquista del potere. Questo credo che sia l'operato di Mao principale, con cui lui poi si scontrerà con una parte della leadership del Partito Comunista Cinese, ovviamente verrà anche emarginato, verrà espulso dal Comitato Centrale, insomma non è stata una storia facile per Mao, insomma, eccetera. Però alla fine, dopo dalla fine degli anni 20, poi attraverso gli anni 30, attraverso la lunga marcia del 34-35 e poi nel 1945 il 7° congresso del Partito Comunista Cinese finalmente sancisce l'ascesa e la centralità di Mao Zedong e del pensiero di Mao Zedong. Quindi il 1945 è un anno chiave da questo punto di vista, insomma, ecco. Quindi questi sono un po' aggiungo qualche altro elemento sparso. La Cina è un paese misero negli anni 20, 30, 40, gran parte. È un paese arretrato, quello che diremmo sottosviluppato. Insomma. Le aspettative di vita sono, a seconda dei periodi, sono sui 30-40 anni di vita, insomma. I contadini cinesi sono utilizzati in vari modi, la popolazione è mobilitata con la forza in tutta una serie di operazioni pubbliche, idriche, idrauliche, le dighe, i canali che erano essenziali per l'irrigazione, per lo sviluppo dell'agricoltura, ma anche soggette periodicamente a un fenomeno come quello del banditismo, delle guerre per bande, che è sicuramente un elemento, anche questo accanto alla guerra, molto molto presente negli anni 20, 30 e 40. Insomma. Quindi sono appunto sottoposti a questi taglieggiamenti, vedono
le forze armate, gli eserciti di questi banditi o di questi signori della guerra, come si chiamano, piombare sui loro villaggi, le case, bruciare, violentare le donne, uccidere, portare via i bambini maschi per poterli utilizzare come truppe. Insomma, tutta una serie di fenomeni che insomma, conosciamo un po' anche oggi in altre parti del mondo, purtroppo, insomma, eccetera. Quindi un paese povero, arretrato, sottosviluppato, quindi questo è un elemento interno. L'altro problema che è diverso ma si intreccia con questo non è un paese indipendente la Cina, è un paese, usiamo il termine cinese, semicoloniale. Il termine cinese, storiografico cinese che viene dato in questo periodo è semicoloniale e semifeudale. Ora, semifeudale dà l'idea del problema della realizzazione, semicoloniale perché è un paese diviso dalle potenze, diciamo. E questa divisione nasce, come dicevo, è nata verso la metà dell'Ottocento, quindi le potenze principali, Gran Bretagna, Francia, poi Italia, come avevo detto, alla fin fine, come si dice, si spartiscono pezzi del territorio e delle risorse cinesi. Ognuna ha le proprie aree di interesse. Gli inglesi, i francesi, gli inglesi a Shanghai, nel sud, i francesi in concomitanza e vicinanza con il loro interesse per l'Indocina, quindi nel sud e nel sud-est, i giapponesi che arrivano un po' più tardi ma accelerano molto nella loro conquista nel nord-est, cioè vicino alla Corea. Adesso qui non si vede, cioè quello dove c'è scritto Heilongjiang, Changchun, queste tre province, diciamo, costiere, no? Sono poi collegate alla penisola coreana e alla Corea del Nord praticamente, e sono separate, a parte la penisola coreana, dal braccio di mare che li divide dal Giappone, insomma. Quindi ecco, questo spiega anche l'interesse fortissimo giapponese con cui si sono ancorati diciamo, ancorati nel territorio cinese, e quindi è un paese quindi non sovrano, appunto, come ho detto, semicoloniale. Perché viene usato il termine semicoloniale, no? Invece che coloniale? Ma per questo aspetto, non so, vediamo la differenza tra la Cina e, mettiamo, l'Indonesia olandese, insomma, ecco. Perché appunto è un semicoloniale perché c'è una rivalità tra tutte le potenze, nessuna potenza riesce o riuscirà, pur volendolo, a controllare da sola tutta la Cina. Quindi questo è un po' il concetto, insomma. C'è quindi una rivalità tra le potenze che aggrava questa cosa, ma che impedisce una monocolonizzazione, diciamo così, della Cina da parte di un unico paese, di un'unica potenza, insomma, eccetera. Quindi questo termine semicoloniale è, diciamo così, indica un po' un elemento molto importante. Cioè tutte queste cose, cioè l'arretratezza, il sottosviluppo, la violenza politica, la guerra, la dipendenza semicoloniale, spiegano per come abbia avuto un'importanza fondamentale nella vittoria della rivoluzione cinese, guidata in questo caso dai comunisti cinesi, tutta una serie di fattori che combinerei un po' insieme per cercare di diciamo, spiegare o semplificando spiegare il 1940, no? Il perché della vittoria dei comunisti cinesi, tenendo conto di una cosa, che quella che era sicuramente la maggiore potenza già allora, adesso lo è ancora di più, gli Stati Uniti d'America, no, che stavano sostituendo la Gran Bretagna in Estremo Oriente via via, insomma, e che poi lo avrebbero fatto nella Seconda Guerra Mondiale di fatto, insomma, ecco. Gli Stati Uniti d'America hanno sempre appoggiato fino alla fine Chiang Kai-shek, rivale di Mao Zedong, rivale dei comunisti, quindi hanno sempre combattuto in un modo o nell'altro l'avanzata e l'ascesa comunista, insomma. Però, come detto, non sono riusciti. Quindi
non è facile spiegare in modo semplice il perché della vittoria comunista nel 1949, però forse si possono individuare 2 o 3 elementi, come dicevo, legati, un po' ancorati a quello che ho detto finora, insomma, di questo periodo storico. Uno, l'aver compreso la centralità delle masse contadine, la gran parte della popolazione, nel processo rivoluzionario. Credo che questo sia un primo fatto. Quindi quella che chiamiamo rivoluzione sociale, e la rivoluzione sociale non poteva che essere rurale, agraria. In che cosa si era incardinata e in che cosa si incardina la rivoluzione sociale? Beh, in vari modi, ma il problema principale, come voi sapete, è la terra, la proprietà, il possesso della terra. Questo è il fattore fondamentale, e quindi un ruolo fondamentale in questo senso lo ebbero le riforme agrarie che i comunisti cinesi, nei territori che controllavano a un certo punto, nelle basi rosse, cominciavano ad applicare, aumentando il proprio consenso sociale sulle masse contadine, insomma. Ecco. Quindi questo è sicuramente un tema importante. Un elemento centrale della rivoluzione sociale. L'altro è che la rivoluzione sociale si intreccia nella vittoria comunista con la rivoluzione nazionale, chiamiamola così, no? Insomma, cioè, uno dei problemi del consenso fino agli anni 20-30, prima della guerra di resistenza al Giappone del 37-40, uno dei problemi principali era la scarsa, diciamo così, adesione, contatti dei comunisti cinesi con tutta una serie di strati urbani, con l'intelligenza, con tutta una serie di imprenditori cinesi, insomma, eccetera, che ovviamente erano largamente anticomunisti e guardavano a Chiang Kai-shek. Ecco, ora, il ruolo centrale, non unico, ma centrale, che i comunisti cinesi hanno dal 1937 al 1945 nella resistenza nazionale, tra le altre cose porta all'avvicinamento di settori non comunisti, chiamiamoli patriottici, insomma, in senso, quindi non comunisti ma sicuramente nazionalisti e patrioti, ad avvicinarsi ai comunisti cinesi come un riferimento per la salvezza nazionale. Cioè il tema quindi della rivoluzione sociale si intreccia col tema della salvezza nazionale, della salvezza della patria e della speranza per un futuro della Cina migliore di quello disastroso che si sta vivendo. Insomma. Io credo che questi 2 elementi li sottolineerei. Passerei così a quello del periodo 49-1976, il periodo maoista segnato da Mao Zedong. Ora, qui quali sono gli obiettivi di Mao Zedong e della leadership cinese in questi 30 anni circa, dal 49 al 1976? Ma il primo problema, il primo obiettivo è quello di modernizzare la Cina, rendere moderna la Cina. Lo sottolineo perché una delle cose che sono state scritte a volte, secondo me erroneamente, è quella di dire che Mao Zedong era un leader, diciamo, contadino romantico, cioè tipo, che ne so, Emiliano Zapata, insomma, è uno dei grandi capi della rivoluzione, cioè che guardava più all'indietro, ad una società rurale, poco sviluppata, più naturale nel suo futuro. Mao era un moderno, secondo me, non c'è dubbio. Cioè la sua idea era quella di rendere la Cina un paese avanzato, moderno e protagonista sul piano regionale e globale. Altra cosa è che ci sia riuscito, ovviamente. Insomma, non è riuscito o è riuscito solo in parte in questo obiettivo, e questo obiettivo è stato poi realizzato in buona parte da chi l'ha seguito dopo la morte di Mao Zedong, insomma, eccetera. Scusate. Quindi questo era la cosa. Questo cosa significava? Mao lo scrive chiaramente, se noi andiamo a leggere i suoi pensieri degli anni precedenti al 49 e di questi anni, dei primi anni 50. Lui lo scrive chiaramente. Noi non abbiamo un'esperienza di come si costruisce una società moderna e industriale, perché siamo vissuti per decenni nelle aree rurali, conosciamo bene i contadini,
abbiamo buoni legami con loro, ma non abbiamo mai governato per decenni una città o un impianto industriale. Mao scrive queste cose anche considerando che cosa? Ci sono tutta una serie di documenti cinesi e non che lo spiegano, che quando i comunisti cinesi dalle aree rurali cominciano a conquistare i primi centri urbani medi e poi grandi, cioè nel 1947, quindi 2 anni prima della vittoria, cominciano a conquistare i primi centri urbani. Uno dei problemi principali che i leader cinesi incontrano è che le masse rurali inquadrate nelle forze armate cinesi comuniste cominciano a distruggere gli impianti industriali. Perché? Perché per loro la città è il simbolo del Kuomintang, del Partito Nazionalista Cinese, ed è il simbolo dell'imperialismo americano e europeo. No? E ci sono molti documenti di Mao e di altri che dicono no, attenzione, perché adesso non possiamo distruggere, questo luddismo, diciamo così, è molto negativo, non si può fare queste cose. Quindi c'è tutto un lavoro che andrà avanti per 1 anno o 2 a convincere i contadini, i quadri militari, molti di loro quantomeno, a far sì che, a concepire il fatto che questo era un patrimonio per il futuro. Non era un elemento da distruggere, anche se simbolicamente richiamava soprusi, eccetera. Insomma. Quindi questo elemento è modernizzazione, e Mao dice a un certo punto, il cinese dice, noi non abbiamo, quindi riprendo, un'esperienza, non sappiamo come costruire una società industriale, moderna, come governare le imprese, come governare un'economia che abbia degli elementi di modernità, di industrializzazione. A chi possiamo guardare? Dobbiamo imparare da qualcuno. A chi possiamo guardare? A chi guarda Mao e la leadership cinese? All'Unione Sovietica. Replicando una serie di critiche che gli vengono rivolte in quella fase tra il 48, 49, 50, 51, che gli dicono: ma tu, Mao Zedong, e voi comunisti cinesi volete pendere da una parte. C'è questo concetto, pendere da una parte. E lui dice, Mao dice, sì, pendiamo da una parte perché non abbiamo altra scelta. Non possiamo stare con quelli che ci hanno massacrato per decenni, che hanno massacrato il popolo cinese. Non possiamo stare con gli americani che poi continuano a sostenere Chiang Kai-shek dopo che questi è scappato dalla Cina e è andato a Taiwan, dove i suoi eredi sono oggi ancora presenti, insomma, eccetera. Quindi abbiamo l'unico modello, l'unico amico che abbiamo nel mondo vero è l'Unione Sovietica, ed è l'unico modello moderno, relativamente moderno e industriale a cui possiamo badare. Quindi questo significa che negli anni 50 i primi piani quinquennali cinesi, sul modello della pianificazione sovietica sostanzialmente, puntano, come dicevo prima, come avevo detto all'inizio, puntano sostanzialmente a investire molte cose, molti soldi, molti relativamente, perché lo Stato cinese è uno Stato relativamente povero, non ha molte risorse, una parte importante gli vengono, ma non tante, dall'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica ha dato soldi non gratis alla Cina, bisogna dirlo francamente, ha chiesto dei territori, dei vantaggi, delle risorse, e soprattutto ha dato alla Cina una parte piccola rispetto a quello che ha dato all'Europa orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bisogna dire queste cose, perché altrimenti sembra che siano stati i capitali sono stati importanti, investimenti importanti, ma relativamente ridotti rispetto alle grandi necessità della Cina e della sua modernizzazione e trasformazione, insomma. E questo vuol dire, cosa ha voluto dire appunto? Pianificazione stile sovietico, industrializzazione, enfasi sull'industria pesante, enfasi di riflesso numero 2 sull'esercito, sulla modernizzazione dell'esercito, trascurate sostanzialmente le industrie dei beni di consumo, l'industria leggera, dei manufatti, cioè non che non ci siano stati, ma sono stati relativamente molto modesti rispetto all'industria pesante. L'agricoltura, come è stato risolto? Come si è cercato con
pochi capitali, con pochi capitali disponibili, di far funzionare meglio e di più l'agricoltura e di soddisfare la domanda dei contadini cinesi, perché questo era uno dei gli avevano promesso la terra e il benessere per decenni, e quindi bisognava dare una risposta a loro in termini concreti. Quindi con appunto la nuova legge sulla riforma agraria del 1950, che cerca di dare, riesce in parte a dare soddisfazione ai comunisti cinesi, e poi con un altro elemento, le cooperative e poi le comuni popolari, cioè l'organizzazione del lavoro e della vita dei contadini non in strutture non più private, familiari, diciamo così, ma all'interno di contesti molto più, diciamo, ampi, in cui la condivisione del lavoro e in certi momenti anche della vita, delle risorse, degli animali, oltre che della terra, dei fertilizzanti, eccetera, era largamente, sostanzialmente comune e condivisa. Ecco, quindi il tema della proprietà privata della terra viene sradicato completamente dopo il 1950 con la riforma agraria, e viene introdotto sostanzialmente il tema del possesso della terra. Giuridicamente oggi i contadini cinesi in generale non sono proprietari della terra, hanno il possesso della terra. Insomma, ecco. La proprietà della terra apparteneva alla collettività, cioè alle cooperative, alle comuni, alle varie organizzazioni rurali. Insomma, eccetera. Ecco. Oggi uno dei problemi che si è posto poi dopo la morte di Mao è stato: ma questa terra non è che molti contadini, molte famiglie hanno detto: ma qui questa terra non è nostra, cioè sì, è il nostro possesso, ma chi ce la garantisce? No? Chi è che garantisce che i nostri figli o i nostri nipoti potranno avere questa terra? Insomma, eccetera. E lì il Partito Comunista Cinese, lo Stato cinese è intervenuto, direi abbastanza, un po' tardi forse, ma con una certa intelligenza negli ultimissimi decenni, ha cambiato alcuni parametri della riforma agraria che c'erano, della politica agraria, e non ha ceduto, la proprietà della terra continua a essere collettiva, non individuale. Però sono stati inseriti dentro una serie di misure concrete che hanno funzionato abbastanza, in cui sono stati garantiti alle famiglie contadine che quella terra per almeno 15, 20 o 25 anni sarebbe rimasta il nucleo familiare, anche quando il capostipite, il capofamiglia, che era il proprietario, il possessore, diciamo così, fosse morto. Quindi hanno dato una certa garanzia di continuità e quindi bloccando o comunque riducendo molto i malumori sicuramente che buona parte dei contadini avevano da questo punto di vista. Quindi questo è stato. Ora poi un elemento importante, poi ovviamente a un certo punto però, qui dobbiamo dirlo, Mao, dico Mao non perché era tutto Mao, ma era molto Mao, non perché decideva tutto lui, ma quasi. Ci sono un collega cinese storico, uno dei più bravi biografi di Mao, più bravo, con cui sono entrato in contatto, che ho incontrato e che ha scritto molte cose, ha detto alcune cose secondo me che riassumono brevemente chi era Mao Zedong. E lui dice: ma Mao era flessibile, relativamente flessibile e anche pronto a cambiare alcune idee, però quando si convinceva di una cosa importante su alcune questioni generali strategiche non c'era nessuno che era in grado di fargli cambiare idea, giusto o sbagliata che fosse o che fosse dimostrata. Credo che questo dà un'idea della forte personalità, anche estremamente collerica. Qui c'è secondo me un elemento in un certo senso di un difetto del sistema politico cinese, no? Cioè la forte personalizzazione che forse in certi momenti forse è servita per unificare sotto un unico leader il paese, ma anche il fatto che poi una volta morto questo leader bisognava poi ricomporre, fare politica nuovamente, insomma, eccetera, e che poi a un certo punto questa adesione
diciamo dei principali dirigenti cinesi alle tesi di Mao, si è cominciata a incrinare. Questo è il problema principale. Ora uno dice ma nel momento in cui si incrina ci sono le alternative. Beh, ci sono le alternative là dove ci sono più partiti politici potenzialmente, ma in un sistema a partito unico, un sistema chiamato partito-stato, cioè in cui il partito controlla lo Stato con le sue cariche, con i suoi strumenti, con le sezioni, con le cellule, eccetera, eccetera, ovviamente questo non è possibile. Cioè, questo vuol dire che non è che non esista una dialettica e uno scontro politico in Cina, ieri come oggi. Insomma. È che questo scontro politico sulle grandi questioni passa all'interno del Partito Comunista Cinese. Quindi c'è un'opposizione, ma è un'opposizione interna se c'è, insomma. E dato che, diciamo, la trasparenza politica del linguaggio cinese, delle informazioni, non è altissima, anzi spesso non lo è affatto, noi abbiamo difficoltà a volte a interpretare bene, correttamente. Non è facile, insomma, bisogna studiarci e anche quando ci studi non sempre riesci a capire, perché c'è una terminologia. Io ho imparato quando ero studente in Cina dal 76 al 78, studente di Ca' Foscari in Cina, e leggevo il Quotidiano del Popolo, cioè il giornale in cinese più importante. Ho cominciato a imparare da loro e poi più avanti, quando sono tornato varie volte in Cina, che bisogna anche sapere, cioè leggere gli editoriali principali del Quotidiano del Popolo, leggere i rapporti dei segretari del Partito Comunista Cinese nelle varie cose, è un'arte. Per me è un'arte difficile, molto difficile. Ci sono colleghi e amici che sono bravissimi, in America soprattutto, che da decenni studiano queste cose. Io sono molto meno bravo e avanzato di loro, però qualche cosa credo di avere capito. Cioè, nel linguaggio cinese non si dicono spesso mai politico cinese le cose esplicitamente, non si esprimono le contraddizioni esplicitamente, ma c'è un linguaggio che i quadri del partito, i dirigenti intermedi, i dirigenti locali possono capire, perché se uno scrive rivoluzione e modernizzazione è diverso se uno scrive modernizzazione e rivoluzione. Cioè l'interscambio delle due parole dà un'indicazione di qual è la priorità politica in quella fase, insomma, eccetera. E questa è una cosa non facile e che sfugge ovviamente a molti di noi, insomma, chiaramente. Insomma. Ecco, quindi diciamo, quando si è incrinata alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 la unità della leadership cinese tra Mao e i suoi colleghi, ovviamente lì sono sorti i guai, come detto, perché sostanzialmente, essendo, come dicevo, un partito unico, un unico sistema partito-stato, le divisioni all'interno della leadership si sono riversate sulla realtà sociale, sull'economia, su tutta una serie di elementi molto importanti della realtà popolare, sul popolo cinese. Insomma. E da lì sono nati alcuni guai molto seri. Oggettivamente, qualcuno scriveva che Mao ha fatto uccidere decine di milioni di cinesi, ma non è così, non ha fatto uccidere, a parte i rivali politici, alcuni sicuramente l'ha messi, ma il grande balzo in avanti alla fine degli anni 50, il movimento di educazione socialista, la rivoluzione culturale del 65-69, eccetera, eccetera, sono tutte cose che dipendono da alcuni elementi e da alcune visioni di Mao Zedong praticamente. Cioè, ha ragione o torto, questo è un problema, aveva ragione, aveva torto. I fatti hanno dimostrato che aveva torto su certi aspetti, insomma. Ma non era un pazzo. Ecco, c'è qualcuno che ha scritto che non era un pazzo, Mao aveva una sua visione. Come tutte le visioni politiche strategiche, uno può commettere degli errori anche gravi in questa visione, cioè avere un approccio sbagliato e che poi ha difficoltà a correggere, perché Mao si rese conto di una serie di problemi, ma a un certo punto per lui era sempre più difficile correggere
i propri errori. Questo è un tema molto 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 importante. Intendo dire essenzialmente una o due cose della visione di Mao e di questi errori storico-strategici. Una, a fine degli anni 50, il grande balzo, l'idea della accelerazione dello sviluppo economico, cioè l'idea a un certo punto che egli esprime e porta avanti che la Cina era pronta appunto per un grande balzo, cioè per arrivare, lui dice a un certo punto, in 10-15 anni a produrre tutta una serie di beni industriali, siderurgici a livello dell'Inghilterra. No. E questo si rivela. E su che cosa si basava Mao essenzialmente? Teniamo conto poi che in quel periodo, il 57-58, cominciano i dissensi con l'Unione Sovietica, cioè c'è il 20° congresso, Khrushchev, la desnazionalizzazione. Quindi a un certo punto Mao, 57, 58, 59, comincia a rendersi conto anche che non avrà più, come succederà presto, l'aiuto sovietico. Insomma, quindi dice: dobbiamo contare sulle nostre forze, l'autosufficienza, il contare sulle nostre forze. Questo è il tema centrale della fine degli anni 60 e dei primi anni 60 sostanzialmente. E contare sulle nostre forze cosa voleva dire in un paese che aveva risorse relativamente limitate da investire nel sviluppo economico, eccetera, nelle riforme? Voleva dire contare sul popolo, cioè sul lavoro del popolo e sull'organizzazione anche coercitiva del lavoro del popolo, insomma, sullo sforzo. Ecco. Quindi Mao dice a un certo punto: ma la volontà è un elemento determinante che può anche andare oltre i limiti dei fattori materiali. Cioè, se abbiamo dei limiti nei fattori materiali come li abbiamo, la volontà, l'unità, una guida corretta, cioè la sua, sul popolo può affrontare una serie di problemi e consentirci di fare quel balzo in avanti. I risultati sono stati controversi, ma non da soli, uniti con le carestie, che è un fenomeno abbastanza, inondazioni, la fine dell'aiuto sovietico, sono stati oggettivamente circa 30 milioni di morti. Sto dicendo 30 milioni di morti. Cioè, questi sono dati cinesi, non sono dati della CIA o di sono dati oggettivi che i cinesi, la leadership cinese ha riconosciuto finalmente negli anni 80 e negli anni 90, affrontando uno dei problemi, dei motivi importanti, spinosi, diciamo, e anche difficili da affrontare, perché si trattava di criticare quello che era il leader del partito storico della cosa, insomma. Quindi. E dato che i comunisti cinesi non hanno mai voluto, né adesso né allora, fare qualcosa simile a quello che era accaduto in Unione Sovietica con la destalizazione, non hanno mai voluto una demaoizzazione, se vogliamo usare questo termine, mai. Né prima con Mao vivo, ma soprattutto né dopo il 76 con Mao morto. Insomma. Però non potevano, entro certi limiti, non tacere completamente su una serie di grossi problemi, insomma, e disastri che erano stati provocati da certe scelte strategiche, diciamo, utopiche, di sviluppo utopico, di programmi utopici maoisti. Questo è il primo. Il secondo elemento è la rivoluzione culturale dal 65 al 69, che poi si protrae un po' negli ultimi anni di Mao, nella prima metà degli anni 70. Mao, fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, comincia a essere ammalato, quindi non ha più le capacità di controllare, di essere presente alle riunioni politiche, insomma, eccetera. Negli ultimissimi anni, 72, 73, 2-3 anni prima della morte, non va quasi più alle riunioni del Politburo, cioè del centro politico, manda, lo sappiamo, il nipote, uno dei nipoti, lo manda lì a dare le istruzioni, e poi il nipote ritorna dal Politburo a dire a Mao cosa era successo nel Politburo. Quindi, però cioè non ha più quella capacità, possibilità proprio fisica, mentale, intellettuale di governare il partito e il paese. Però c'è un però, che nessuno osava
contestare le grandi scelte strategiche. Nessuno aveva il coraggio o poteva contrastare, come dicevo prima, le sue scelte, quelle fondamentali, quelle secondarie le puoi contrastare, ma le grandi scelte strategiche non potevano essere cambiate. La sua parola era la parola chiara, definitiva, sulle grandi questioni, sulle grandi scelte politico-strategiche. Insomma. Ora, la rivoluzione culturale in questo contesto, dopo la seconda metà degli anni 60, che cosa significa? Beh, significa varie cose. Uno è sicuramente un tema che in Mao cresce con gli anni 60 e diventa ossessivo, io direi, negli anni 70, negli anni prima della morte. Il problema della successione. Cioè, il problema della successione per lui diventa, ripeto, molto importante e ossessivo anche perché non si fida più di una gran parte dei suoi compagni d'arme. Deve cercare un leader, qualcuno che porti avanti il grosso delle sue idee. Ora, alla fine degli anni 50, prima della rivoluzione culturale, lui aveva scelto il numero 2 della gerarchia del partito, un altro grande dirigente, Liu Shaoqi si chiama questo grande dirigente. Insomma. Ma Liu Shaoqi è il primo obiettivo della rivoluzione culturale. Liu Shaoqi viene spazzato via insieme a Deng Xiaoping. Quindi deve trovare qualcun altro e crede di poterlo trovare in un maresciallo, un grande combattente, un grande comandante generale che con Mao è cresciuto negli anni 60, che si chiama Lin Piao. Ma lì poi si potrebbe dire un sacco di cose sul rapporto tra Mao e Lin Piao, molto controverso, molto eccetera, eccetera. Ma comunque sta di fatto che il rapporto oggettivamente tra Mao e Lin Piao alla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70 si incrina su varie questioni, se possiamo tornare, ma insomma ecco, si incrina. E poi c'è questa pagina oscura, non è l'unica, ma una delle principali pagine oscure nella storia del partito della rivoluzione del socialismo cinese. Che fine ha fatto Lin Piao? Che scompare nel 1970-71, all'inizio degli anni 60. Cioè, quando i dirigenti sono nel famoso posto dove davanti a Tiananmen, in cui celebrano tutte le grandi adunate, tutti i grandi discorsi, insomma, cioè questa specie di grande porta, ma nel senso proprio portale, insomma, e parlano al popolo da queste cose, improvvisamente Lin Piao non c'è più, che c'era sempre stato, a fianco di Mao c'era sempre Lin Piao da anni. Cosa è successo? Abbiamo solo l'indicazione ufficiale cinese ad oggi, cioè che Lin Piao a un certo punto, preoccupato del fatto che Mao cominciava a togliergli la fiducia, eccetera, cerca di organizzare un colpo di Stato, cerca di bombardare coi carri armati il treno corazzato di Mao che torna da una visita fuori Pechino, torna a Pechino, non riesce, viene scoperto, fugge su un aereo insieme alla moglie, il figlio ed altri, e questo aereo cade in Mongolia. Anche gli aerei di Lin Piao cadono, insomma. C'è poco. Cade in Mongolia, vero o falso? Insomma, finora siamo fermi a questa ricostruzione, sostanzialmente. Insomma. Ecco, ma Mao, qual è il problema però, a parte la fine di Lin Piao? È che Lin Piao era stato designato come il successore. Nel 69 Mao aveva detto Lin Piao è il mio successore, ma per la seconda volta a indicare che essere il successore di Mao era molto pericoloso, oggettivamente, bisogna dirlo, insomma, ecco. Per la seconda volta anche il successore designato scompare. E quindi dopo la fine di Lin Piao c'è questa ricerca ancora del successore, che per Mao è molto importante, perché lui vuole qualcuno di cui si fida e che sa che manterrà tutta una serie di
posizioni, di idee, di strategie essenziali, magari non tutte, ma quelle importanti, che Mao ha sempre coltivato negli anni 50, negli anni 60 e prima, e che coltiverà prima della morte. Insomma. Quindi uno si dice, Mao aveva anche una moglie, certo, aveva una moglie, aveva Chiang Ching, si chiamava Chiang Ching. Era la terza o quarta moglie, dipende da come contiamo. Mao si sposa giovanissimo in uno delle classici matrimoni combinati cinesi delle tradizionali famiglie cinesi, con una giovane ragazza, anzi giovane, lei era più anziana di lui di un po' di anni, però lui dirà poi a Edgar Snow, il famoso giornalista americano che andrà a intervistarlo, gli dirà: ma io non ho mai amato questa donna e non l'ho mai consumato in questo matrimonio. Quindi possiamo considerare questo il matrimonio numero 1 o il matrimonio numero 0. In ogni caso, diciamo, se lo consideriamo il numero 1, Chiang Ching era la quarta moglie, è l'ultima, insomma, praticamente. Ecco. La seconda era quella che è stata un po' indicata come il simbolo dell'amore, dell'intreccio tra amore e rivoluzione. No? Era Yang Kai-hui, questa giovane ragazza che lui conosce perché frequenta la casa Mao, era allora uno studente, del suo professore di etica, che era uno studioso cinese che però aveva vissuto anche in Europa, insomma, quindi va a casa di questo, conosce la Kai-hui, cioè la ragazza, e poi i due si innamorano, si sposano, e poi la tragedia è che a un certo punto lui nel 1927 fugge dalle città ricercato dalla polizia cinese, va nelle aree rurali, nelle montagne, abbandona la moglie e i 2 o 3 figli, non mi ricordo più quanti erano, che erano nati dalla loro unione, e lei viene catturata dalla polizia nazionalista e, da quanto dicono le narrazioni, che dicono che gli viene posta un out dalla polizia. Cioè, se tu sconfessi e ci indichi dove trovare Mao e lo sconfessi, ti salviamo la vita a te e quindi potrai rivedere i tuoi bambini. Se non lo fai ti fuciliamo. E fu fucilata perché lei si rifiutò assolutamente da questo punto. Ecco, poi, quindi comunque Chiang Ching, diciamo, fu la quarta e l'ultima. Lei era un'attrice che era venuta alla fine degli anni 30 nelle basi rosse a Yan'an da Shanghai. Non era mai stata amata, bisogna dire, molto dai compagni d'arme di Mao. Non sfidavano molto di lei, non c'era mai stato un grandissimo rapporto, ma in ogni caso Chiang Ching diventa importante negli anni della rivoluzione culturale perché lei è una critica culturale, la critica letteraria, si occupa di teatro soprattutto, ha un'esperienza teatrale, di organizzazione, insomma, eccetera, eccetera. E alla fine, quindi, però Mao, sappiamo dagli ultimi anni che Mao non aveva una completa fiducia in Chiang Ching. Molte cose che abbiamo, documenti, scritti, lettere, indicano chiaramente che lui non si fidava più, come era stato alla fine degli anni 60 di Chiang Ching, insomma, eccetera. Quindi sostanzialmente la sua ricerca finisce nel 1975 su un relativamente oscuro dirigente che poi sostituirà Mao dopo la sua morte nel 1976. Insomma, un elemento interessante da questo punto di vista è il rapporto tra Mao Zedong e Deng Xiaoping, no? Perché era un rapporto molto controverso, cioè nel senso che Mao aveva una grande stima di Deng Xiaoping. Lui disse in più volte, ma lui è un grande amministratore, lui aveva bisogno di grandi amministratori, non aveva bisogno di gente che pensasse politicamente, c'era già lui che pensava politicamente. Però lo dice a Zhou Enlai, che fu per molti anni il primo ministro cinese, gli dice: però è un po' troppo critico contro Chiang Ching. No? Anche qui c'è questo, Mao dice: io in certi momenti negli ultimi anni dice nelle sue lettere, io sono una persona duplice, o un'anima duplice praticamente, no? Cioè, da una parte ho l'aggressività della tigre, dall'altra parte ho l'abilità e l'agilità della scimmia, no? Quindi lui dice: io
io posso criticare Chiang Ching, ma Deng Xiaoping no, non può fare questa cosa, non può fare questa cosa, non posso permettergli, io lo posso fare, ma lui sicuramente no, insomma. E quindi diciamo tutta una serie. Poi Mao sospettava che che Deng Xiaoping volesse fare quello che poi ha fatto dopo la sua morte nel 78-79, cioè le riforme, la modernizzazione, l'introduzione dei capitali privati, insomma, e Mao sicuramente, a ragione o torto, non aveva sicuramente queste idee in mente per il futuro della Cina, insomma, eccetera. Ora, brevemente, penso che possiamo dire alcune cose sul periodo post-maoista, lasciando magari a domande se ci sono. Cioè, ora, uno dei, stranamente, forse in legame con questa duplicità della scimmia e della tigre, stranamente Mao fu il dirigente che aprì la porta agli Stati Uniti d'America, no? Questo è molto strano, perché Mao riteneva, l'aveva scritto, detto in mille discorsi, riteneva gli Stati Uniti il peggio del mondo, sistema imperialista, sistema capitalista, il peggio che esisteva nel mondo, come gli americani ritenevano la Cina maoista come il peggio di quello che esistesse nel mondo, sicuramente, insomma, le cose da questo punto di vista, insomma. Però alla fine degli anni 60, e questo è interessante, come può essere interessante, le sue preoccupazioni, i suoi desideri, le sue cose e quelle del presidente americano, da poco eletto Richard Nixon praticamente, e del suo grande consigliere Henry Kissinger, insomma, eccetera, si incrociano sostanzialmente. Perché si incrociano? Anche se non si parlano, non si conoscono, insomma, perché? Perché Mao è preoccupato di una cosa essenzialmente, a parte il problema della sua malattia che comincia, insomma, preoccupato dell'Unione Sovietica. Nel 1969 ci sono stati gravissimi incidenti militari alla frontiera sino-sovietica e Mao è preoccupato che ci sia un progetto, lui lo dice, lo scrive, che l'Unione Sovietica voglia invadere la Cina militarmente, cominciando dalle regioni siberiane, nord-orientali sostanzialmente. Questa è, diciamo, la quindi lui si rende conto, nonostante che odi politicamente ovviamente gli americani, questo non cambia la sua, si rende conto che la Cina non può più continuare a lungo nel mantenere due grandi nemici ostili, i sovietici e gli americani. Non è più sostenibile, l'ho fatto per alcuni anni ma non è più sostenibile, questa è sostanzialmente la sostanza, e quindi deve decidere, e alla fine, dato che considera l'orso sovietico, come lo chiama, come la minaccia principale per la Cina, decide di cogliere l'opportunità di aprire gli Stati Uniti d'America. E d'altra parte, ripeto, Richard Nixon, il presidente americano, e Kissinger hanno bisogno di due cose sostanzialmente per avvicinarsi alla Cina, perché si avvicinano alla Cina. Un repubblicano però assolutamente anticomunista come era Nixon, non c'è dubbio, insomma. Beh, uno, perché hanno bisogno di una mano per uscire dal Vietnam, no? C'è la crisi, il pantano vietnamita, il famoso pantano vietnamita, insomma. Quindi e la Cina è sicuramente un attore fondamentale da questo punto di vista, insomma, ecco. Quindi secondo, Nixon lo scrive in una serie di sue memorie, lo ripete, gli americani e il mondo non possono stare troppo a lungo con 1 miliardo e 100 milioni di cinesi arrabbiati e isolati. Questo è un pericolo per la Cina, ma anche per il mondo e anche per gli Stati Uniti d'America. Non possiamo lasciarli sempre lì, isolati e arrabbiati, e quindi l'apertura, diciamo, da parte nixoniana, da parte di Kissinger, da parte statunitense alla Cina nasce e si incrocia, ripeto, con la cosa con la volontà e le spinte di Mao, insomma. Quindi questo dimostra, secondo me, una certa flessibilità anche straordinaria per certi aspetti della politica e del pensiero di Mao. Dopo la morte di Mao Zedong abbiamo avuto un periodo dal 78-79 sostanzialmente. Mao
muore nel 76, alcuni decenni improntati, come dicevo, di riforme e modernizzazione sicuramente, ecco. E in cui, come sappiamo, semplificando, la Cina è diventato, non subito, ci ha avuto del tempo, non ci sono stati anche dei défiance, dei momenti difficili, degli arretramenti, ma insomma in pochi decenni, soprattutto diciamo tra la fine del Novecento e il primo decennio del XXI secolo, di questo nostro secolo, è diventato un protagonista economico straordinario, regionale, globale, politico, una voce, una presenza sempre più importante. Cioè, questo è l'elemento fondamentale, insomma, eccetera. Ora, questo ha comportato tutta una serie di scelte, anche sul problema del riarmo, delle spese militari, ma ha oggettivamente, e qui credo posso concludere magari, insomma, eccetera, ha oggettivamente posto in contrasto oggettivo la Cina con gli Stati Uniti d'America, cioè con la grande potenza, l'unica grande potenza rimasta sostanzialmente globale, come si può dire, insomma, l'ha posta oggettivamente in contrasto. Gli americani a un certo punto hanno sostenuto, o comunque non si sono più opposti nel corso degli anni 90 all'ingresso della Cina nella Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO. I cinesi sono entrati, c'è stata una lunga battaglia, tutta una serie di resistenze molto forti da parte americana, di dubbi, trattative di molti anni. Alla fine gli americani hanno consentito diciamo, a non vincolare più e a dare il via libera insieme agli altri paesi, ma principalmente era loro il compito, nell'ingresso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che voleva dire inserire pienamente e totalmente l'economia e il commercio cinese all'interno della comunità internazionale. Questo era detto così, insomma. Però sono rimasti sicuramente un po', a ragione o torto, un po' delusi da una serie di cose, di scelte protezionistiche, loro dicono, che i cinesi hanno adottato nel corso degli anni, e poi su questo si sono sommate una serie di altre questioni, sia vecchie sia nuove, recenti. Nuove è stata l'ascesa cinese nel Pacifico, nei mari, no? Nei mari del sud, il contenzioso con una serie di paesi, i grandi problemi che continuano ad avere con uno dei paesi importanti dell'area, col Giappone. Il sostegno, anche se critico, relativo alla Corea del Nord, che ovviamente è un altro nemico storico degli Stati Uniti d'America, insomma, eccetera. Quindi ci sono stati tutti questi, tutta una serie di elementi che hanno allontanato sicuramente i due paesi, e che hanno fatto sì che gli Stati Uniti giungessero ormai in questi anni, oggettivamente, tra la pandemia, tra la posizione cinese nei confronti dell'invasione russa dell'Ucraina, problemi economico-commerciali, problemi dei diritti umani, insomma c'è tutto un contenzioso che si è aggravato, si è messo assieme, e che ha provocato oggettivamente un allontanamento nelle relazioni tra Pechino e Washington, che credo sia sfavorevole agli americani e sia sfavorevole sostanzialmente ai cinesi, insomma, da questo punto di vista. Qualcosa forse per finire sugli ultimi 10 anni, no? Forse il decennio Xi Jinping, no? Ormai credo che è difficile non sentir parlare di Xi Jinping nel bene o nel male, insomma, eccetera. Ora, Xi Jinping sappiamo che si è affermato, la sua ascesa è iniziata nel 2012-2013, quindi un decennio fa circa, insomma, eccetera. E ora quelli che sono i tratti politici e le strategie politiche di Xi Jinping sono, credo, abbastanza chiare, ma le riassumo brevemente qua. Forte personalizzazione del potere, non perché prima con Deng Xiaoping non ci fosse, ma questa è stata molto accentuata. 2, centralizzazione del potere. Non che non ci fosse prima, ma c'era un certo processo di decentramento, decentralizzazione, che Xi Jinping sicuramente ha rovesciato da questo punto di vista, creando soprattutto come strumento politico organizzativo questi famosi gruppi ristretti dirigenti, cioè che
ancor più che il comitato centrale, quindi gli strumenti classici e tradizionali del partito, decidono le cose sostanziali del partito dello Stato cinese. C'è stato un processo di estremamente, ad esempio, uno di questi negli ultimi anni molto importante è il problema, la nuova legge sulla sicurezza nazionale, no? in cui le autorità era sparsa tra 10-12 ministeri e commissioni ministeriali eccetera, ed è stata creata dopo il 2015-16 questo gruppo, questa commissione speciale estremamente centralizzata, guidata dallo stesso Xi Jinping sostanzialmente, che ha il compito di coordinare tutto quello che prima era sparso e di concentrare le decisioni, favorendo che cosa? Favorendo appunto decisioni concentrate e soprattutto rapide, perché il vantaggio potenziale di questi gruppi è che sono formati da 10, 12, 15 persone a seconda, e alti dirigenti possono essere convocati rapidamente, possono prendere rapidamente rispetto ai 200 membri del comitato centrale, ovviamente, insomma, possono prendere rapidamente delle decisioni da questo punto di vista. Quindi c'è l'altro elemento, secondo me, che spiega l'ascesa di Xi Jinping, il perché, almeno le radici storico-contemporanee, è dovuto alla idea che Xi Jinping ha portato avanti, che c'era già un po' prima, diciamo nel 2009, 2010, 2011, che la Cina era pronta per non farsi più mettere i piedi in testa da nessuno, insomma, sostanzialmente. Perché? Andiamo un po' a leggere, a cercare di leggere un po' il pensiero, la visione di Xi Jinping, che ci può lasciare condivise o ci può lasciare perplessi. Uno, la crisi finanziaria globale del 2007-2008 ha visto la Cina uscirne meglio. Io sintetizzo la sua visione, che poi corrisponde meglio la Cina che non gli Stati Uniti e l'Occidente. Da qui l'idea che l'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti, sia in un declino. Questo è un concetto che ha inarrestabile. Ora, forse si può essere d'accordo sul declino, è un po' più problematico, secondo me, affrontare inarrestabile, è un po' complicato, un po' forte come concetto, a me sembra, però è l'idea di questo declino e del fatto che la Cina è riuscita a reagire meglio e potrà reagire meglio in futuro, ha tutte le carte in regola per reagire meglio alle crisi future eventuali, insomma. Quindi questo è un altro elemento estremamente importante che ha convinto. Poi questa forma di orgoglio politico, patriottico, nazionale è stato rinvigorito da alcuni elementi che ci sono stati. Ho citato nel 2001 l'ingresso nel WTO, ma poi c'è stata un'altra cosa che per i cinesi, per qualsiasi paese, ma per i cinesi è molto importante queste cose: le Olimpiadi del 2008, l'Expo di Shanghai del 2010, cioè tutta una serie di fattori, di elementi che hanno convinto la leadership cinese via via negli anni successivi che appunto c'è stato un dibattito politico, accademico molto ampio tra il 2009, 2010 e 2011 in Cina, da questo punto di vista, tra due gruppi di opinioni sostanzialmente, che dicevano: uno diceva non dobbiamo più avere paura di nessuno, neanche degli Stati Uniti d'America, una posizione magari anche legittima ma pericolosa data il contesto, insomma. Cioè non dobbiamo aver paura, non possiamo più farci umiliare come nell'Ottocento, no? Nessuno può più farlo. L'altra che diceva: ma no, stiamo attenti, andiamo avanti, siamo assertivi, fermiamo con forza eccetera, però non oltrepassione certi limiti, perché poi se no non si sa dove si va a finire. Adesso questo, insomma, sostanzialmente è un po' semplificato da questo punto di vista. Quindi ecco, questo è stato un po', e alla fine la linea vincente di Xi Jinping è stata questa, è stata quella invece di porre l'enfasi su una maggiore affermazione, forza e non paura di una sfida eventuale anche con gli Stati Uniti d'America, che è una cosa, ripeto, politicamente che può essere oggetto di interesse, ma che sicuramente è un elemento molto problematico potenzialmente.
A questo si è aggiunto poi il permanere, un altro elemento nella politica estera della questione di Taiwan. Quella è un fattore, secondo me, di crisi potenziale enorme, enorme. Io spero di no, ovviamente speriamo di no, insomma, eccetera. Però, secondo me, noi in Occidente lo sottovalutiamo perché è lontano. Già l'Ucraina non è vicinissima, ma è in Europa, ma lì parliamo di Asia Pacifica, lo sottovalutiamo, ma secondo me è una bomba potenziale. Non voglio fare il pessimista, però è una bomba potenziale quella, insomma, perché entrano, l'idea della Cina sancita dai rapporti diplomatici con quasi tutti i paesi, compresa l'Italia, è che esiste una sola Cina e Taiwan fa parte della Cina. 2, l'idea degli Stati Uniti che sì, è vero, è così, però noi continuiamo comunque a aiutare a vendere armi a Taiwan. 3, l'idea all'interno di Taiwan di una parte sociale, politica, intellettuale, culturale, economica che dice noi vogliamo l'autonomia o l'indipendenza di Taiwan, che è un elemento diciamo socialmente, politicamente anche comprensibile, perché l'identità taiwanese è ormai una cosa che è in buona parte diversa da quella cinese, è maturata dopo il 49, sono passati molti decenni da questo punto di vista, però è una cosa molto pericolosa, perché secondo me se c'è una cosa che i cinesi non accetteranno mai, sottolineo mai, è una dichiarazione di indipendenza di Taiwan. Questo porterebbe, io spero di sbagliarmi, porterebbe a un'invasione militare e sarebbe un disastro in tutti i sensi, per i cinesi, per i taiwanesi, per gli americani, per tutto il mondo, insomma, eccetera. Ecco, quindi io concludo utilizzando la saggezza non mia ma del vecchio Kissinger che abbiamo citato, cioè Kissinger anche ha fatto 100 anni, da pochi mesi, insomma, quindi ha detto in una serie di scritti, in una serie di interviste a Bloomberg e in una serie di TV in questi mesi, ha detto su questa questione di Taiwan e sui rapporti sino-americani: abbiamo bisogno l'uno dell'altro, dobbiamo dialogare, bisogna ritrovare il filo del discorso, delle cose. E sulla questione di Taiwan ha detto: chiedo al mio paese di non inasprire le scelte che possono provocare una reazione cinese, e chiedo alla Cina di avere la stessa pazienza che ha avuto in questi decenni, evitando un conflitto militare o un'invasione militare. Va bene, grazie.